Chiediamo alla Regione di fermarsi, è troppo affrettata e soprattutto non condivisa con gli ordini dei medici, degli infermieri, questa volontà che abbiamo letto oggi di assumere dei medici stranieri, degli operatori sanitari stranieri. Una norma nata in tempi di Covid con criteri di emergenza da affrontare, ma non è sostenibile affrontare il tema della sanità e del personale della sanità con misure emergenziali. Serve una visione strutturale e soprattutto condivisa con gli operatori. La proposta della Regione di assumere medici stranieri non solo vede contrari i camici bianchi, ma anche esponenti politici che su questo tema si trovano incredibilmente d'accordo. Dalla coalizione di centrosinistra a Forza Italia è unanime l'idea che questa sia solo una misura palliativa destinata a vita breve. Noi siamo convinti da tempo che nella sanità ci vogliono riforme strutturali. La sanità del Veneto è una sanità sicuramente di eccellenza per certi versi, ma in altri ci sono delle carenze che vanno evidenziate, anche perché se vogliamo risolvere i problemi inevitabilmente dobbiamo portarli all'attenzione. Questo problema dei medici e della mancanza sappiamo che è un problema strutturale da anni e pensiamo che soluzioni o palliativi possano andare bene per un breve lasso di tempo, ma se vogliamo risolvere il problema dobbiamo farlo in altro modo. Che la questione della sanità sia un nodo molto sentito dalle forze in campo lo dimostra il fatto che l'altro giorno Flavio Tosi, coordinatore regionale di Forza Italia, abbia affermato che il suo modello di riferimento è quello lombardo, ovvero più apertura al privato convenzionato e non certo quello dell'assunzione di medici stranieri. Sulla questione è netta la risposta di Alberto Villanova, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. Fino all'altro giorno Flavio Tosi ci diceva che stavamo mettendo a repentaglio la sanità pubblica del Veneto, un bene inestimabile. Oggi invece ci dice che dobbiamo raddoppiare la sanità privata nella nostra regione. Mi sembra che in Forza Italia del Veneto regni veramente una grandissima confusione, tranne che sull'attaccare quotidianamente la maggioranza di cui in teoria fanno parte. È un vero peccato che la sinistra e il PD abbiano già scelto Manildo come leader per le elezioni regionali, perché sono sicuro che Flavio Turi sarebbe stato veramente un leader eccezionale di opposizione. Intanto i consiglieri regionali del PD Anna Maria Bigon, Vanessa Camani, Chiara Luisetto, Jonathan Montanariello e Francesca Zottis hanno presentato un'interrogazione regionale per chiedere ulteriori chiarimenti su queste assunzioni.